Bene, a breve la 13ª puntata di Giro di Boa, una puntata dedicata all'arte. Saranno con noi i maestri Dimitri Salonia e Lorenzo Chinnici, due grandissimi maestri che da oltre 50 anni hanno una carriera importantissima, che partiranno presto, Covid permettendo, per un tour mondiale, un tour che li vedrà protagonisti, e loro che sono anche due importanti artisti che portano avanti i valori della Sicilia. Porteranno questi valori a Dubai, in Cina, in Russia, in Canada, in tutti, diciamo, i più importanti paesi, cercando di rappresentare al meglio la Sicilia. Subito dopo vedremo anche un progetto che ci presenterà l'assessore di Merì, che è molto importante, un progetto che nasce proprio a Merì, che si sta sviluppando anche in tutto il mondo. Poi c'era la parte, quella dedicata al cibo, con il Bakery Chef Arena, che ci racconterà appunto quelli che sono i suoi segreti per quanto riguarda il pane, e poi vedremo sempre l'angolo del poeta col maestro di San Filippo. A breve. Il ponte sullo stretto esiste già da 50 anni ed è rappresentato dall'efficienza, dai servizi e dall'abnegazione della Caronte Tourist. Con la sua flotta, sin dal 1965, è punto di riferimento per tutti i viaggiatori e pendolari. Con il mutare della società, l'azienda è cambiata, si è evoluta ed è cresciuta, fornendo prestazioni sempre più efficienti e adeguate. Con le navi CarTour è stato creato anche un ponte nel Mediterraneo. Da sempre Caronte Tourist cerca di venire incontro alle esigenze dei passeggeri, cercando di migliorare la loro qualità di vita. Caronte Tourist, da 50 anni sullo stretto. Motostore di Nino Del Rigo, la concessionaria Honda in via Maddalena 118, è orgogliosa di presentare i nuovi SH 125 e 150. Nuova estetica con linea ancora più elegante, nuove dotazioni di serie con quadro comandi interamente digitale, capienza record nei vari sottosella e bauletto elettrico da 37 litri. Ovviamente start and stop e ABS. Da Motostore SH 125 150 con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi. Vieni a provarli in demo da Motostore, dove si lavora con il sorriso. Per il tuo benessere visivo, Ottica Design. Qui da noi troverai stile, creatività e innovazione. Vieni a provare i nuovi occhiali che ti permettono di essere sempre connesso e al passo con la moda. Pronto? Ottica Design, via Risorgimento 73, Messina. Pane secondo tradizione, la migliore pasticceria panaria, i sapori della Sicilia. Mastro fornaio Francesco Arena. La tradizione non si improvvisa. Nel cuore di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 137. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Vuoi vestirti alla moda? Con le migliori griffe del Made in Italy, senza spendere molto? Ora c'è White Wolf, il negozio che fa per te nel centro di Messina. Ampio assortimento per giovani e adulti, dove l'eleganza e l'originalità sono sempre protagoniste.
Giacche, pantaloni, camicie, maglioni, jeans e maglie Fusaro, Notting Hill, Pizzon, Ponto Milano e molti altri noti marchi. Con arrivi di nuove collezioni settimanalmente. Troverai anche eccellenti accessori, cinture, sciarpe, gilet e cappelli. Qui scoprirai delle confezioni con cravatta, gemelli e fazzoletto di diverse tinte e ricami per un dono che non si dimentica. Vestiti con gusto e destro. Vienici a trovare. Casa Musicale San Filippo. Dal 1921 il piacere di vivere la musica. Consultate il nostro nuovo sito web per il piacere di trovarvi nella meravigliosa realtà dell'arte dei suoni. Potrete godere di un delizioso incontro con l'estesa varietà di strumenti musicali. Chi vuole suonare bene ed avere assistenza tecnica anche post vendita si affida alla Casa Musicale San Filippo, detta che dispone di un servizio tecnico specializzato per ogni settore. Vendita al banco ed online, con possibilità di rateizzazione a tasso agevolato. Si può effettuare l'acquisto senza che ci si muova da casa. Servizio ad hoc per le esigenze degli istituti scolastici, enti pubblici e privati. Casa Musicale San Filippo. Tutto per la musica. Musica per tutti. Benvenuti alla 13ª puntata di Giro di Boa. Oggi con noi sono due grandi artisti, il maestro Dimitri Saloni e il maestro Lorenzo Chinnici. Stiamo parlando di artisti che da oltre 50 anni nella nostra Sicilia sono artisti che hanno fatto mostre in tutto il mondo, più di 200 mostre. Il maestro Chinnici, anche tantissimi sono stati i giornali che hanno parlato di loro, anche all'estero, anche lo stesso maestro Dimitri Saloni che sappiamo è stato anche all'Expo, e sono due grandi artisti che vogliono fare una cosa anche un po' pazza, diciamo, perché hanno oltre 79 anni ciascuno di loro, che però nonostante questo vogliono fare un tour mondiale proprio per dimenticare questa esperienza brutta del Covid e anche per portare la sicilianità nel mondo. Quindi sono stati già invitati ad Abu Dhabi, in Cina, in Russia, e partiranno per questo tour quando sarà possibile, chiaramente Covid permettendo, e faranno queste bellissime mostre in giro per il mondo, dove sono stati invitati perché sono due artisti ormai di fama mondiale che comunque onorano, appunto, come dicevamo prima, la nostra Sicilia. Maestro Saloni, buonasera. E allora, lei presto partirà con il maestro Chinnici, speriamo al più presto, per fare questo tour mondiale, no? Al più presto? Al più presto possibile, chiaramente Covid permettendo. Ecco, lei ha iniziato anche con suo nonno, no? Lei è un colorista, un macchiaiolo, e ha iniziato con lui. Come è stato questo inizio? Mio nonno era Michele Amoroso, era un artista della scuola dei macchiaioli, aveva frequentato Morelli e poi ha frequentato la scuola napoletana, per cui era un po' combattuto fra queste due cose. Poi a un certo punto, grazie a me, lui ha riscoperto la sua anima macchiaiola e lui mi ha insegnato tutti i trucchi della scuola del macchiaiolo. Cioè mi diceva, tu devi disegnare un albero, non devi disegnare le foglie, singole foglie, fai una macchia verde e disegni 2 o 3 foglie e si vede che è un albero. Perché anche lei ha parlato di una particolare prospettiva, giusto? La prospettiva è un'altra cosa, la prospettiva chiaramente, anche perché io ritengo che la prospettiva sia un'illusione ottica e che non esiste la prospettiva, ma esistono le prospettive, perché ogni oggetto ha una sua prospettiva diversa e un suo punto di fuga diversi. Ecco perché ritengo che sia un'illusione ottica, come lo è il colore nell'illusione certo. ottica, che chiaramente non li vediamo tutti allo stesso modo e i nostri occhi ci ingannano perché ci fanno vedere delle cose che non esistono. Maestro Chinnici, allora partirete per questo tour e soprattutto, diciamo, lei recentemente con il maestro Saloni si è riuscito in tutti i giornali d'Italia e del mondo per questo tour che speriamo si riesca a fare. Forse siamo gli ultimi siciliani, dico, nell'arte rimasti
in questo periodo, certo, perché veramente questa pandemia ci sta dando colpi, ha fatto dimenticare tutti gli eventi che avevamo e li abbiamo dovuti cancellare. Certo, quindi speriamo che questo ultimo evento, diciamo, possa andare in porto al più presto, logico. Certo, ecco, e volevo dirle, ecco, la sua carriera artistica come è nata nella passione soprattutto solo di questo suo rapporto con Guttuso quando era ragazzo? Ma prima di Guttuso, vedi, l'arte, giustamente come diceva il collega Salonia, cioè dire un artista nasce già delle predisposizioni per una determinata, non so, arte, materia. Io da piccolo ho avuto questa passione per il disegno. Al mio paese, mi ricordo, veniva un artista famoso, a Merì, perché lui era originario di Merì, però viveva a Genova e lui faceva parte del gruppo di Sassu, Agenore Fabbri, e io dicevo a mia madre, perché ero piccolino, dico, sai, mi vuoi presentare al maestro che viene da Genova, che dici senz'altro, dici anzi è amico nostro, te lo presenterò senz'altro. Il quale ha visto il mio interesse, io ero piccolino, e mi ha insegnato, anzi mi ha dato i primi colori per incominciare a pitturare. E da allora è nato questa mia voglia, diciamo, e lui mi ha raccomandato di dipingere sempre dal vero, e i colori li dovevo sperimentare io in modo che mi sarebbero rimasti sempre impressi. Impressi, certo. Sì, perché vedi, tu poi nasci, sì, sai disegnare, però la tecnica l'assimili facendo esperienza, certo. Cioè dire, è il tempo che poi ti fa diventare veramente maestro del colore, per cui abbandoni quelle che sono le prospettive perfette, quei disegni precisi, e ti avvicini un po' alla sintesi, alle macchie, all'effetto, ai colori. Questo è, diciamo, poi ognuno si esprime come desidera il proprio. Tra l'altro voi avete una caratteristica, che avete delle tecniche un po' diverse, però entrambi raffigurate appunto l'antica Sicilia, gli antichi mestieri, alcune tradizioni e alcune, diciamo, archetipi della Sicilia. Perché io forse i suoi pescatori sono bellissimi. In questo contesto, diciamo, fin da piccolo, forse la miseria, la fame, per cui vivevo in questi ambienti e ammiravo spesso la fatica di questa povera gente, specie i contadini, e abitando anche vicino il mare c'è la dimostrazione, a te che piace navigare, e di questa è una porta aperta sul mare, perché il mare, sai, vuol dire tante cose. E mi appassionavano i pescatori, poi vedere il mare al tramonto, vedere le ombre di sera, questi pescatori sotto le lampare, per cui sai, quei colori che si vedono e non si vedono, quella forza muscolosa, diciamo, di questa gente che lavorava a fatica. Però vedi, nei miei quadri, un critico in comune che io ho scoperto nel suo studio, Ferraù. Nino Ferraù. Sì. Grande poeta. Sì. È stato lui che mi ha fatto notare un particolare importante nelle mie opere, la differenza fra il paesaggio mio e le figure. Vedi, nel mio paesaggio, chi guarda i miei paesaggi, c'è una ricerca della pace paradisiaca. Tu senti addirittura volare le zanzare, veramente, perché è tutto così pulito, mentre nelle mie figure c'è un pathos, c'è un dolore, c'è una questo tristezza. È vero, lo noto anch'io, è vero. Non so, infatti chi guarda le mie opere nota questo contrasto. E poi c'è questa sofferenza, anche se c'è un miscuglio di figure, ogni figura è a sé, cioè dire ha i propri problemi, certo, le proprie sofferenze, e questo io lo noto in tutte le persone, perché guarda, ognuno di noi ha i propri problemi, certo, specialmente in questi periodi. Maestro Salone, lei pure naturalmente fa queste raffigurazioni di antichi mestieri, anche dei mercati siciliani, lei ha fatto un sacco di mercati, sono bellissimi. Ecco, perché questo tema dei mercati l'ha appassionato sin da ragazzo, diciamo? Il tema dei mercati è perché io avevo lo studio nella via Santa Cecilia, nella via Cesare Battisti, vicino alla via Santa Cecilia, e c'era il bellissimo mercato Santa Cecilia, con gli ombrelloni rossi, quel colore che praticamente mi ricordava, questi ombrelloni mi ricordavano le tette, avevano quella forma tonda. E poi tutti i colori della merce che è esposta, che presenta i prodotti naturali siciliani, mele, arance e anche il pesce.
Come l'Ucceria di Guttuso. L'Ucceria di Guttuso, sì, e infatti io ho frequentato molto anche quel ristorante dove andava a mangiare la Ucceria. Proprio alla Ucceria, che era stupendo, che era bellissimo questo ristorante dove si mangiava molto bene, il pesce fresco e tutte queste cose qua, che purtroppo si stanno perdendo. Noi stiamo perdendo il gusto delle cose belle, il gusto del gusto, diciamo, del cibo buono, il cibo genuino e tutti gli altri gusti. Stiamo perdendo anche il gusto della vita, perché addirittura la politica mondiale ci sta imponendo la rinuncia alla vita, cioè sopravvivere per vivere per sopravvivere, che poi non è vita, e questa non è vita. Veramente. Lei ha fatto un'opera bellissima che tra l'altro si trova nella chiesa di Archi, se non sbaglio, che anche quella è un'opera molto interessante. Se ci potete dire com'è nata, quali sono state... Guarda, proprio venendo qua stavo facendo un discorso con mio figlio e l'assessore alle belle arti, diciamo. Sì, conosceremo dopo. Sì, che conoscerete dopo. Dove a Merì c'è una chiesetta di quella di San Giuseppe, e proprio stavo dicendo questo, che mi piacerebbe decorare questa chiesa, perché a parte che nel mio paese mi ricorda da quando ero piccolo andavamo, quando c'era la festa di San Giuseppe il prete si affacciava, buttava i soldini, poi buttava le noccioline e noi ragazzini ci azzuffavamo per niente. Quindi mi piacerebbe decorarla. Io ho avuto sempre un amore per quanto riguarda l'arte sacra e il classico, e le figure classiche. Infatti mi piace moltissimo, è inutile dirlo, piace a tutti, anche a quelli che fanno informale, quelli che fanno i macchiaioli. Se tu non studi l'arte classica, l'arte del passato, non ti puoi avvicinare mai all'arte del presente. Certo. È come se tu volessi scrivere un libro, non conosci la grammatica, non conosci la narrazione, come fai a scrivere in perfetta armonia in italiano un'opera, diciamo, letteraria? Ora, io ho amato le grandi superfici, e quindi era da tempo che desideravo affrescare una chiesa. Un mio collega, il prete del paese che insegnava, era collega mio a scuola, siccome sapeva che io mi interessavo d'arte e sapevo disegnare, mi ha proposto di affrescare questa enorme parete che sarebbe il fondale della chiesa, che è circa 75 metri quadri. Il quale mi ha detto di preparare un bozzetto che poi lui avrebbe portato all'auguria e sarebbe stato... È un'opera molto molto bella che raffigura la crocifissione. Dove c'è una crocifissione stupenda, e ti dirò, io non me ne ero mai accorto, uno scultore, forse lo conoscerai senz'altro, che per me è uno dei più bravi che c'è in zona, De Pasquale, Salvatore De Pasquale. Una volta è venuto e mi ha detto, dimmi un po', ma tu quel Cristo l'hai fatto di proposito oppure ti è uscito così? No, dico, io l'ho fatto. Dici, guarda che hai fatto un particolare meraviglioso. E dico, come un particolare? Guardalo attentamente e guarda il costato di Cristo. Ma dico io, saranno, chissà che cosa avrà visto, ci saranno imperfezioni, sai, quindi ero incuriosito. Certo. Infatti una notte mi sono fatto dare la chiave del prete e sono andato in chiesa, sai, era di notte, mi ricordo, e mi sono messo a passeggiare lungo la navata, il lungo e il largo, e guardavo questo affresco e guardavo questo costato. Non vi dirò, è da vederlo, insomma, non so chi l'ha visto, comunque c'è questo, c'è questo meraviglioso Cristo, e guardavo, all'improvviso, dopo circa un'ora che andavo avanti e indietro, ti vedo 3 teste, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Guarda, sono rimasto... Una cosa quasi inconscia, diciamo. Nell'inconscio. Maestro Salonia, lei ha fatto pure un'opera grande come questa, molto bella, a Frazzanò, che è un'opera bellissima, il Conte Ruggero, e parla anche questa, e parla anche di religione, quattro santi perché in quel posto. Praticamente sono i 4 santi, le 4 chiese, il normanno a cavallo,
e poi la natura circostante, e a distanza in alto si vede il monastero, che è un monastero basiliano. Molto bello, e ancora sono tuttora bellissimi i monasteri basiliani, erano opere straordinarie che purtroppo si sono perdute, che in Sicilia i monumenti sono quasi tutti persi. E tra l'altro, a proposito di quello che diceva Chinnici, anche lì ci sono dei particolari, dei santi che siano dei particolari molto belli. I santi, che c'è uno di questi tiene la chiesa in mano, sì, mi ricordo un altro libro, i particolari sì, molto bello. Quindi avete tutti e due la passione per il sacro. Ecco. Sì, guarda, poi io ho una passione per il Cristo in croce. Ah, Cristo in croce. Però, vedi, io me lo sogno sempre. Però non il solito Cristo attaccato alla croce, però quel Cristo sofferente, proprio abbandonato, il Cristo morto proprio, che ormai ha ispirato le ultime nell'azione, e quindi che non si vede in faccia, si vede solo il capo reclino, la testa in giù e queste mani aggrappate proprio dai chiodi sanguinanti. Per me è qualcosa di... Lei tra l'altro con questo salone ha fatto pure delle opere bellissime su San Francesco. Sì, la vita di San Francesco, erano 10 opere, 14 non ricordo, per la chiesa di dell'Immacolata, per la chiesa dell'Immacolata con padre Francesco, mi ricordo abbiamo fatto anche una manifestazione là, tutti tanti artisti che dipingevamo anche per l'occasione del Natale. Avevo preso gli appunti qua che non c'entrano perché stiamo andando fuori, che è meglio andare perché qua... A proposito di questo, ecco, visto che avete molte cose in comune voi, a parte l'età in comune, siete tutti e due della provincia di Messina, partite insieme a questo. No, io c'era là a Olivarella, c'era mia zia, e io andavo sempre da mia zia a Olivarella, anche perché avevo parecchi cugini, e andavamo in campagna, là, andavamo su Fagara e ne mangiavamo i figli. I ricordi di infanzia, il ruscello, molte cose in comune, però... il ruscello, l'acqua del ruscello era così pulita per noi, quell'acqua si beveva. E si mettevano le angure, i meloni, nell'acqua fresca, mi ricordo, si andava a mare. Chiaramente sono tradizioni culturali bellissime, si sono perse purtroppo. Ecco, ma a proposito di questo, dico, siete molto simili, Sicilia, però avete uno stile abbastanza diverso di pittura. Ecco, lei cosa gli piace delle cose di Chinnici? Mi piace la sua capacità nel disegno, soprattutto queste figure, questo amore per la tradizione, per la civiltà contadina, i pescatori, anche la natura, tutte queste chiaramente, e poi anche i lampi di luce. Sì, però ecco, sai cosa c'è? Se tu prendi un pezzetto della mia tela e lo guardi, riproducono i suoi quadri. Sì, infatti. Guarda, se tu prendi uno strappo, sì, infatti. Ci sono i lampi, quelle trasparenze e quelle velature che lui adopera nelle sue opere. Lei piacciono, di Salone le piacciono soprattutto questi particolari, queste velature, queste... A me piace molto nei colori, vedi lui già, tu guardi un'opera sua da vicino magari non capisci, non si vede niente, però appena da lontani viene estasiato da queste macchie e da questi toni di luce. Mi rassomiglia un po' a Turner, che è il più grande artista di tutti i tempi, guarda, che ha anticipato l'arte di un secolo, oltre un secolo. Vedi le tempeste di Turner, mamma mia. Guarda quelle mareggiate, e poi quella sicurezza, proprio a colpi di colore, quei lampi dati così vincenti, che non è di tutti, se non sei sicuro, se conosci i colori, è impossibile copiarlo. Quindi vedi, non è vero, dice, che uno è di parte perché si ama il classico e non ama l'informale, non ama i macchiaioli, eccetera. Non è vero niente. Se è veramente un'opera d'arte, ti dà delle sensazioni e delle emozioni stupende. Sì, infatti io nella sua pittura vedo quei lampi la luce quindi vedi, ci accomuna, cioè dire, nell'inconscio c'è qualcosa che ci mette a comune, certo, oltre la storia, oltre la tradizione, ma a parte la storia, vedi, c'è, a parte il carattere, perché mi pare però siete un po' birichini tutti e due. Invece l'altra volta è venuto qui una persona che è molto famosa, che tra l'altro vede anche gli angeli, è conosciuto, ecco, però lui dice che lui i quadri è un'intuizione che viene anche dagli angeli,
Per te cos'è l'intuizione? L'intuizione come viene del quadro? Beh, devo dire una cosa io, l'intuizione è importantissima, però secondo me l'intuizione, però alla base dell'intuizione ci deve essere una grande esperienza pittorica e una grande tecnica, perché un'intuizione senza tecnica non è niente. Vedi, scusami se intervengo, prego, tu puoi prego, essere un bravo disegnatore, prego, ecco, però rimane una cosa fredda, infatti, è una fotografia di Certo. Tu non puoi conoscere il disegno ma conosci i colori, bisogna essere maestri del colore, è tutta la materia, Certo. e là è il discorso. I più grandi artisti utilizzano diversi colori I particolari. colori, tu prendi anche i classici, Sì, ma sì. vedi c'è quella materia che si muove, di quella prospettiva nei colori, quelle macchie di luce. la prospettiva aerea. Aerea, proprio. Certo. Non è quella prospettiva geometrica che si usa, diciamo, Che vogliono geometria. imporre ai bambini. Vabbè, vedi, nel campo nostro bisogna conoscerla, bisogna conoscere, diciamo, Certamente. tutte le dinamiche, perché tu non puoi fare un paesaggio se non conosci poi la prospettiva. Certamente. Ti rimane, dici, ma comunque quella casa è lontana e sembra vicino, oppure ha il tetto sottosopra, eccetera. Quindi poi deve conoscere bene la prospettiva dei colori, È chiaro. che è sua materia, diciamo, più che mia. Sì. A proposito, Ecco, prima parlavamo del mare, no? Del mare. Tu hai un Sì. rapporto molto particolare col mare, tra l'altro hai partecipato al ventennale per la morte di Troisi, avete fatto una barca, un'installazione, una barca. una barca, sì, abbiamo messo della rete nella barca, i remi, Per rappresentare e poi l'anima messo di dei Troisi. colori, l'anima di quel luogo là che praticamente delle grotte scavate nel tufo, bellissime. Che chiaramente avrei voluto creare una chiesa rupestre in quel posto, Bella. e poi che viene praticamente sconvolta dalle mareggiate, d'inverno le mareggiate entrano dentro le grotte. Le grotte, poi scolpiscono quei massi, Il quelle... tufo, È il una cosa tufo. molto bella, è una cosa molto bella. Infatti. Quindi il rapporto col mare è un rapporto particolare. Sì, la barca bella, io sono del segno dei gemelli, si dice praticamente, qualcuno diceva in televisione tempo fa che i gemelli sono molto diversi rispetto agli altri, sono del segno dei gemelli. Vabbè, ogni segno soprattutto dice, perché dice, mentre se c'è un forte vento le persone hanno paura, si rifugiano dentro, eccetera. La persona del segno dei gemelli invece crea una ventola, qualcosa, cerca di creare di energia, o esce in barca a vela, perché sfrutta il vento. Cerca di sfruttare anche il rapporto suo col mare, dei pescatori, tante altre cose. Sì, è un rapporto bellissimo, infatti vedi qua. Sì, ecco. Che bello, il mare, quello è il mare. Vedi, c'è questa porta sul mare con questa barca a vela, lui ama moltissimo viaggiare in mare e veleggiare, diciamo. Io il mare l'adoro perché, vedi, dà sensazione, un profumo diverso, colori diversi, poi la gente che frequenta il mare, specie chi vive di mare, che oggi è difficile, è tutta un'atmosfera che sembra surreale, invece la nostra realtà, specialmente meridionale, ecco, questi posti riviareschi, diciamo, siciliani. Lei è originaria di Meri ed hai fatto a Meri una cosa bellissima, poi ne parleremo anche con l'assessore nello specifico, una cosa che è per rendere immortale anche l'arte, gli artisti, cioè cosa avete fatto in particolare? Io in linea di massima quello che poi vi dirà in maniera più approfondita sarà l'assessore, diciamo, certo, ai beni culturali, però io credo che sia un evento unico al mondo per la prima volta, perché è strano riunire artisti di tutto il mondo. Ma poi ci siete voi due, chiaramente. No, dico, noi siamo i più idonei, diciamo, i più anziani di questo, certo. Però ci sono artisti molto giovani, valenti, molto bravi di tutto il mondo, e questa manifestazione, questo evento sta per essere imitato, anzi sicuramente già ormai abbiamo la prova di molti stati, molte località e molti stati, diciamo, di tutto il mondo. Specialmente la Cina è stata subito entusiasta e parteciperà con enorme entusiasmo. Cioè avete trasformato questo borgo, l'avete rigenerato anche attraverso l'arte, perché le vie sono diventate
con le immagini, appunto, con delle mattonelle, diciamo così, che ci sarà il nome della via e sotto il nome dell'artista con la mattonella, per cui sai, un artista diventerà universale e immortale praticamente. Certo, perché rimarrà il suo nome per sempre. E quindi in paesi di quasi di tutto il mondo, certo. Quindi non so, la gente, chi ha ascoltato, diciamo, questo evento dirà, già ci ha detto, dice, ma è una cosa meravigliosa. Salone, invece una cosa molto bella è, a proposito di arte, diciamo, che raffigura appunto il Cristo, è quella sua sindone, una cosa particolare che sarebbe bene far conoscere anche ai telespettatori. Cioè, ha fatto una sindone che viene portata in processione. Sì, era praticamente il prete Pace e Bontempo. Padre Bontempo dice che aveva creato un museo, il museo della Passione, e una bambina gli disse: no, manca una cosa, manca la sindone. E allora Pepe Spadari gli ha detto: l'unico che può dipingere la sindone è Dimitri Salonia. E mi ha comprato, qualcuno gli ha portato una tela, proprio una tela della stessa misura della sindone, identica. Io sono andato a dipingere, non ho preparato il telo, sono andato a dipingere sopra e con i colori acrilici, poi però era troppo evidente il disegno, eccetera, e l'ho cancellato ed è rimasta soltanto l'impronta, quasi come nella sindone. E sta cosa qua poi loro pensavano, siccome poi è riapparsa con la luce, pensavano che si trattasse di un miracolo, ecco perché l'hanno portata in processione. E allora che si illumina quando perché c'è. È stata l'occasione per me per studiare questo telo, la sindone, questo ritratto di Cristo. E ho fatto tanti studi, ho comprato tanti libri, poi sono stato anche a Torino e praticamente innanzitutto io mi sono reso conto che in pratica quella immagine, che io ero amico di uno scienziato di Siracusa, Rodante, il quale sosteneva che questa sindone era stata impressa dalla luce della resurrezione. E allora, se è stata la luce proveniente dal corpo di Cristo, praticamente come ha fatto? Perché questa sindone era praticamente, l'hanno coperta di aloe e mirra, che sono, gli scienziati hanno scoperto che sono sostanze che appartenevano a quel periodo, e sono sostanze fotosensibili, per cui praticamente si è sviluppata questa immagine. Che questa è la prova della resurrezione di Cristo, e io di questo sono convinto, non perché per fede, ma perché per ragione, ho fatto anche un esperimento io di questa esplosione di colore, eccetera, e questa cosa a me mi dà diciamo tanta gioia, perché se Gesù Cristo è risorto, e ritengo che sia risorto, però secondo me è un fenomeno di trasferimento spazio-temporale, cioè praticamente il teletrasporto quantistico, si è teletrasportato in un'altra dimensione spazio-temporale. E allora se questo a Cristo noi siamo figli di Dio, chiaramente anche noi avremo molto probabilmente questa stessa sorte, per cui in sostanza a questo punto la morte non esiste, non è una resurrezione dello spirito la morte, e per cui nessuno di noi ha motivo di avere paura della morte, perché le cose più brutte non è la morte la cosa più brutta, ma è la paura della paura di morire. La cosa più brutta non è la malattia o il Covid, ma è la paura del Covid. Va bene, allora facciamo pubblicità. La Sicilia non è un'isola. Le navi di Caronte e Tourist sono un ponte tra le due sponde dello Stretto di Messina e non solo. La società adesso è in grado di farvi navigare anche verso tutte le isole minori siciliane con l'efficienza e la professionalità che la contraddistinguono da decenni. In questi anni il gruppo imprenditoriale ha ampliato e diversificato l'attività, espandendola al cabotaggio attraverso le autostrade del mare. Il gruppo ha una flotta tra le più efficienti d'Europa e può contare sulla passione di uomini e donne che credono nel valore del loro impegno. Ogni viaggio con Caronte Tourist lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo fai e quando lo ricordi. Motostore di Nino Del Rigo, la concessionaria Honda in via Maddalena 118, è orgogliosa di presentare nuovi SH 125 e 150. Nuova estetica con linea ancora più elegante, nuove dotazioni di serie con quadro comandi interamente digitale, capienza record nei vani sottosella e bauletto elettrico da 37 litri. Ovviamente start and stop e ABS.
Da Motostore SH 125 150 con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi. Vieni a provarli in demo da Motostore, dove si lavora con il sorriso. Per il tuo benessere visivo, Ottica Design. Qui da noi troverai stile, creatività e innovazione. Vieni a provare i nuovi occhiali che ti permettono di essere sempre connesso e al passo con la moda. Pronto? Ottica Design, via Risorgimento 73, Messina. Il pane secondo tradizione, la migliore pasticceria panaria, i sapori della Sicilia. Mastro fornaio Francesco Arena. La tradizione non si improvvisa. Nel cuore di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 137. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Vuoi vestirti alla moda? Con le migliori griffe del Made in Italy, senza spendere molto? Ora c'è White Wolf, il negozio che fa per te nel centro di Messina. Ampio assortimento per giovani e adulti, dove l'eleganza e l'originalità sono sempre protagoniste. Giacche, pantaloni, camicie, maglioni, jeans e maglie Fusaro, Notting Hill, Pizzon, Ponto Milano e molti altri noti marchi. Con arrivi di nuove collezioni settimanalmente. Troverai anche eccellenti accessori, cinture, sciarpe, gilet e cappelli. Qui scoprirai delle confezioni con cravatta, gemelli e fazzoletto di diverse tinte e ricami per un dono che non si dimentica. Vestiti con gusto e destro. Vienici a trovare. Casa Musicale San Filippo. Dal 1921 il piacere di vivere la musica. Consultate il nostro nuovo sito web per il piacere di trovarvi nella meravigliosa realtà dell'arte dei suoni. Potrete godere di un delizioso incontro con l'estesa varietà di strumenti musicali. Chi vuole suonare bene ed avere assistenza tecnica anche post vendita si affida alla Casa Musicale San Filippo, detta che dispone di un servizio tecnico specializzato per ogni settore. Vendita al banco ed online, con possibilità di rateizzazione a tasso agevolato. Si può effettuare l'acquisto senza che ci si muova da casa. Servizio ad hoc per le esigenze degli istituti scolastici, enti pubblici e privati. Casa Musicale San Filippo. Tutto per la musica. Musica per tutti. Quindi ci stiamo parlando appunto di Merilena da Merì e c'è stata questa bellissima iniziativa che ha fatto anche l'assessore, che poi, di cui parleremo dopo, che è un'iniziativa culturale molto bella, perché è la prima volta che tanti artisti di grandissima fama rigenerano un comune attraverso l'arte, una cosa fatta in un certo modo che renderà immortali gli artisti. Sai, è difficile che nei comuni la gente, cioè dire chi forma questo nucleo, diciamo, che comanda la città, eccetera, di persone, siano tutti d'accordo. Invece Merì è un comune pacifico, dove c'è brava gente che lavora e continua a lavorare sempre, e poi vedi è formato da giovani che hanno avuto questi padri lavoratori e bravi, per cui vedi tra di loro c'è armonia e assieme, senza, vedi,
spendere chissà che cosa, perché la gente pensa che ci vogliono soldi eccetera. Intanto occorre prima di tutto buona volontà, certo, coesione e coerenza nel fare queste cose, bisogna sentirli. Certo. E grazie all'assessore, alla pubblica istruzione e al sindaco e a tutti gli altri membri del comune sono riusciti a portare avanti questo grande evento. Poi tra l'altro verrà riprodotto in Cina, in altri infatti è piaciuto moltissimo. È stato già a molte nazioni, avendo sentito parlare di questo progetto, cioè dire di queste opere di artisti di tutto il mondo, sono ben lieti di partecipare anche loro nei loro stati, con gli stessi artisti che il comune di Merì porterà in giro per il mondo. Dimmi, tra l'altro una cosa molto interessante, diciamo prima, è appunto l'intuizione che sia quando si fa un quadro. Tu hai visto anche quei quadri che ha fatto l'artista la scorsa volta, che è anche, diciamo, una persona che vede gli angeli, che ha particolare, ha un approccio molto particolare, e lui ha fatto dei quadri bellissimi, non so se tu sei d'accordo con me. Tu l'hai visto? Quel quadro che mi hai fatto vedere è un capolavoro. Lui dice che sono stati gli angeli. Ora lui dice che sono stati gli angeli, non lo so, se effettivamente quest'uomo non ha imparato la pittura da nessuna parte, non ha una tecnica, evidentemente c'è qualcosa di soprannaturale che lo ha spinto, certo, non si potrebbe spiegare. Comunque tu da maestro del colore hai visto quella cosa, quell'opera è molto bella. Su questo non c'è dubbio. E lei ha visto anche i quadri di Grieg, che sono bellissimi dall'altro. Lui dice che sono stati ispirati dagli angeli. Io, a dire la verità, a vedere le sue opere sono rimasto estasiato, perché effettivamente sono delle figure evanescenti, aeree, come se venissero dall'aldilà. E io non è che si possa improvvisare questa tecnica, certo. Secondo me, non so, c'è qualcosa di particolare. Come diceva il maestro Salonia, chiaramente. E poi un'altra cosa molto importante, ora partire con questo tour e andrete anche in Italia, andrete tra l'altro al Convento dei Neveri vicino Bergamo, andrete a Stresa e anche alla Biennale di Salerno, che è molto molto importante. Per il Convento dei Neveri, tra l'altro, è organizzata da Silvio Bruni, da Che Bolle, che sono una bellissima organizzazione che fanno un sacco di eventi. Ecco, e sarà bello questo accostamento con gli chef, no? Deve fare la cucina e le vostre opere. E le opere, sì, effettivamente questi eventi sono importantissimi, specialmente quello là di Stresa, dove viene abbinato, diciamo, il cibo alle opere. E anche al Convento dei Neveri, in entrambi i casi. Sì, in entrambi i casi, dove per esempio c'è quella del vino, dove dietro passano nel frattempo le opere della vigna, certo, dei contadini che tagliano l'uva, del mosto, e quindi è un completamento con la manifestazione, diventa un evento bellissimo, molto bello, veramente. Molto bello. E oltre a Stresa, oltre al Convento dei Neveri, andrete anche alla Biennale di Salerno, che è una delle più importanti. Devo dire che effettivamente io non pensavo, ma grazie agli organizzatori e all'organizzazione è una delle biennali più belle. Intanto ho trovato brava gente e ogni 2 anni, quando è il periodo eccetera della manifestazione, io vado ben lieto, sono contento perché sono accolto in maniera veramente molto amichevole, a parte tutta l'accoglienza e tutto il vernissaggio, certo, della una manifestazione molto importante. Molto importante, sì. A parte questo, devo dire, questa è la cosa importante, che ora andrete ad Abu Dhabi per un evento molto particolare, un evento vi ha invitato chiaramente una gioielleria internazionale di Abu Dhabi, che farà un evento particolare, cioè certo, durante, diciamo, il viaggio su Marte che farà questa sonda, diciamo, degli Emirati Arabi, verrà dato un anello particolare fatto da questa gioielleria con la pietra delle meteoriti, quindi una pietra lunare, diciamo, in questo caso di Marte, che verrà consegnata praticamente alle alte autorità degli Emirati Arabi. E voi sarete ospiti con una mostra molto bella, e farete anche un quadro a 4 mani, quindi una cosa molto, molto particolare. Questa cosa mi piace, l'arte a più mani è la mia passione. Perché si crea un feeling spirituale. Sì, però io una volta ho partecipato e ho litigato con un artista. Pure io una volta. Sai perché? Perché è stata colpa. Abbiamo partecipato a questo, sai, al momento tu non vedi tante cose, poi al momento dell'inaugurazione mi ricordo, sì, questa enorme tela, perché era una grande tela, no, dove ognuno aveva messo mano. Io a distanza mi ricordo ero con mia moglie ed eravamo in un bel locale dove veniva esposta e c'era l'inaugurazione.
io a distanza, in mezzo ti vedo, siccome dovevamo fare delle cose sacre così ognuno dipingeva, però avendo sempre quel fine, io ti vedo un Cristo, una deposizione stupenda, così, sai, e allora ho detto a mia moglie, mi dai il rossetto? Prendo questo tubetto di rossetto, mi avvicino e ti tiro fuori questo Cristo che è venuto fuori una cosa enorme, per cui gli altri si sono sentiti offesi. Sai, è successo una baraonda. Vabbè, ma a voi due sicuramente non succederà niente, sono sicuro che sarà un'opera bellissima. No, vabbè, a me è successo una cosa, abbiamo fatto un'opera, eravamo 10 artisti tutti insieme, tutti in perfetto feeling. Uno di questi, di cui chiaramente non faccio il nome, e queste vicende l'ho dimenticato, non ce l'ho con lui perché non riesco ad avere risentimenti con nessuno. A un certo punto lui ha preso una pennellessa e ha cancellato quello che stavamo facendo noi. No, è stata una cosa gravissima. È un oltraggio. Una cosa gravissima. Logico. A proposito di questi eventi, appunto, voi farete questo tour, andrete anche in Cina, e farete anche un evento molto particolare di cui non sveliamo tutto, però un evento che sarà in un porto di una città del nord, dove farete un evento con il mare come, diciamo, come elemento naturale. Ecco, sarà la prima volta al mondo tra l'altro di questa cosa, quindi vi state preparando a questo evento, state cominciando a lavorarci, no? E tutto sta, non lo so, come dal punto di vista tecnicamente se è possibile, se sarà possibile farlo sott'acqua, diciamo, queste tele dovranno essere protette. Da questo punto di vista non lo so, certo, le opere sicuramente saranno delle opere sottomarine, con pesci, con sirene, dipende poi da un evento molto particolare. Unico. Allora, e tra l'altro sarete anche in provincia di Bergamo a fare un bellissimo evento con degli chef che dovranno riprodurre le vostre opere, quindi voi porterete le vostre opere, questi chef che dovranno riprodurre. Questo è interessante. Anche una cosa bella perché c'è sempre in mezzo il cibo di strada, il cibo di strada. Mi piace moltissimo il cibo di strada. A me usa ecco, i stiglioli, i panelli, all'impiedi. La cosa bella è che si salterà il Made in Italy, cioè i cibi buoni, i vini buoni e l'arte, quindi sono le cose più importanti. I vini. È un connubio perfetto. Certo, i vini sono importantissimi. I vini. Io mi ricordo, c'era il professore Galeu, te lo ricordi tu? Sì. Era professore lui al liceo qua artistico di Messina. Sì. E mi ricordo, lui mi pregava sempre di andare con lui a fare le estemporanee. E quando andavamo a fare le estemporanee, lui si divertiva a mangiare, lui era un bravo acquerellista, non so se tu l'hai conosciuto. Sì. E mi ricordo si andava a fare cibo di strada e le estemporanee. Quindi voi avete fatto tantissime mostre in tutto il mondo. Poi estemporanee, guarda, ti dirò, assieme a Guttuso, assieme a Mignevo, mi ricordo a Sant'Agata. Io ero piccolino, infatti andavo a guardare. Ma qual è la mostra che le è rimasta più... Ma guarda, ce ne sono tante. Una mostra importante dove mi è stato dato il primo premio da Pugliatti, direttore dell'Università di Messina allora. Mi ricordo, io sono rimasto allibito perché hanno chiamato Chinnici Lorenzo, è una gran medaglia d'oro, sai, dove c'è il primo premio. E questo è stato all'inizio, diciamo, io ti sto parlando del 60-61. E quindi è rimasta chiaramente. Quindi è stato un primo, diciamo, ricordo, un esempio importante, molto. Ma poi ce ne sono tale e tante, sai, che sono tutte belle, perché ogni evento hai un ricordo particolare. Guarda, è stata molto bella, quella è una delle più importanti e più belle, dove effettivamente c'era una marea di gente. Io sono stato malissimo quel giorno, è stata sul lago di Como, a Lecco. Guarda, è stata una mostra degli eventi. Salonia, invece lei quale mostra è rimasta? Tantissime mostre anche lei, bellissime, internazionali, qual è quella che è rimasta più nel cuore? Ma io sono come la mostra di Palermo all'albergo delle povere, sui mercati, anche perché il cibo di strada, abbiamo lo chef, il bravissimo chef che partecipano, e poi anche i palermitani hanno una grande passione per l'arte, per la pittura, insomma. Palermo perché mi è piaciuto molto, infatti. Palermo
E c'era anche, in quel caso, c'era pure uno chef anche quella volta. Sì, si chiamava... un chef palermitano, sì, molto famoso. Sì, mannaggia, non mi ricordo. E lui ha fatto pure lui lì accostato, appunto, il cibo di strada. Abbiamo mangiato benissimo, è stato un incontro veramente... Ma erano belle quelle estemporanee, guarda, perché erano più estemporanee, dove si partiva con tutte le famiglie. Tu vedevi i bambini che correvano, eccetera, chi dipingeva, chi preparava da mangiare, c'era anche un senso di comunità. E poi per ultimo finiva sempre a litigare. Perché noi artisti ci riunivamo in disparte e davamo un giudizio all'opera più bella, che poi non risultava mai quella, perché la giuria era di parte, già sapevano a chi dovevano scambiare. Comunque, e invece voi esprimete pure anche nei vostri quadri dei valori, no? Dei valori. Ecco, quali sono i valori più importanti per lei nella vita? Ma i valori più importanti io penso che sia la libertà, che è più importante della vita, perché una vita senza libertà non ha senso vivere una vita senza libertà. Perché qualcuno mi ricordo, ha detto anche in televisione, qualcuno di questi diceva, lui sosteneva che la libertà, diciamo i diritti umani fondamentali, che la libertà è più importante della vita. E questo praticamente si capisce soltanto quando qualcuno cerca di distruggere la tua libertà. Perché secondo me le persone che capiscono, che apprezzano più di tutti la libertà sono i carcerati. Infatti uno dei beni più preziosi è la vita, la quale vita comprende la libertà, l'umiltà, guarda, se uno vuol vivere bene e tranquillo, e il rispetto. Questi sono i valori. L'amore. Devo dire che questi valori sono nei vostri quadri, si intrecciano chiaramente. E i vostri quadri, anche se non parlano direttamente di politica, perché questa è una trasmissione politica, quindi noi li lamentiamo sempre, però in un certo senso hanno un significato politico. Per esempio, i suoi quadri che significato hanno da questo punto di vista? Ma il significato politico, nel senso che io contesto, non condivido assolutamente la politica di oggi, perché la politica di oggi, ripetevo, già dicevo prima, tende a distruggere tutti i valori e soprattutto la bellezza. La politica distrugge quella che secondo me è una delle cose che conta. C'è poca attenzione nell'arte e nella bellezza. E soprattutto la politica fa di tutto per scatenare l'odio di classe e l'odio fra tutti i cittadini, cioè fare di tutto per istigare le persone contro gli altri, uno contro l'altro, perché si dice, c'è un detto latino famoso che dice che bisogna separare le persone. Esatto, non mi ricordavo questa frase, è proprio questo, è proprio che la politica, ciò che sta attuando la politica in pieno in questo momento. Invece nei suoi quadri cosa c'è? Guarda, ti dico una cosa a proposito di politica: a questo mondo non c'è giustizia, cioè dire, se stai bene vivi bene, se hai i soldi, se non c'hai questi non sei nessuno, quello che comanda è il denaro, purtroppo. Certo. Quindi io dipingo perché dipingendo dimentico ogni cosa e mi esalto, mentre c'è gente che dipinge per la politica perché ha il proprio interesse e il proprio tornaconto. Però io, e credo pure Salonia, noi dipingiamo perché in quel momento ci estraniamo da tutto e i nostri pensieri vanno altrove. Ecco. È il piacere di dipingere, diciamo. Sì, guarda, e io ringrazio Dio perché mi ha evitato molte cose e molte depressioni. Perché molte volte sono stato, guarda, molto male, specie il fatto della vista, sta maculopatia che mi assilla, sai, ho dei momenti veramente brutti. Anzi, della vista, devo dire una cosa: mio nonno, che è morto a oltre 80 anni, nell'ultima fase della sua vita aveva problemi di vista, però ha dipinto i quadri più belli. È proprio così. Ma guarda, quasi quella macchia si è accentuata. Guarda, è che con l'età, cioè a dire, si ritorna bambini. Ecco. Per cui tu
dimentichi tante cose, tutti quei frinzoli che mettevi prima, tutti quei particolari, ora vai all'essenziale. È come quando tu devi scrivere, non so, sì, se tu devi scrivere una lettera e ti prolunghi molto, poi diventa pesante. Sì, infatti, anche la poesia, se tu invece vai al dunque in maniera sintetica, e anche la poesia è più breve, è lo stesso della pittura. Infatti. Giusto. Anche come nella moda, nel vestire, eccetera. La semplicità, sai, e poi l'armonia che ti dà tutto il resto. Lei ha fatto anche un libro dedicato alle tele nascoste, io sono venuto anche alla presentazione. Tele nascoste? Sì, volevo capire cosa voleva rappresentare con questo libro. Guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere chi ha scritto il mio libro, diciamo, Diego Celi, il quale è riuscito, lui mi conosceva appena, no? A penetrare nel mio intimo e a conoscere il mio vissuto, e io ne sono molto grato. Guarda, lui veramente mi ha dipinto in maniera perfetta. E un altro che mi ha molto, diciamo, stimato è stato il figlio di Dalì, il quale è stato il vegliero di fare la mia didascalia, eccetera. Lei spesso ha un vestito con suo figlio, che è un artista anche lui, è un regista. È un grandissimo artista, poeta, scrittore, drammaturgo, grandi pregi, geniale, però ha un gusto molto diverso. Io amo tutto ciò che è antico. Addirittura io preferisco un monumento distrutto, un monumento semidistrutto, anziché un monumento restaurato male. Mentre lui praticamente ha cercato di sistemare delle cose antiche, una villa antica dell'Ottocento, che chiaramente la vuole fare diventare moderna. Insomma, è questa cosa che io non la condivido, assolutamente, mi amareggia questa cosa moltissimo. Chiaramente, perché voi siete legati anche io, per esempio, il ferro. A me il ferro piace arrugginito, non mi piace pitturato. È molto più bello, che la ruggine è stupenda, la ruggine è bellissima, la ruggine. Il colore della ruggine non è facile. Infatti, quasi impossibile, ci sono un sacco di colori. Gli antichi pittori, eccetera, usavano, per usare quel colore bruciato di terra bruciata, usavano la ruggine. E anche i famosi, quelli imbrattamuri, diciamo, di una volta, che erano veramente artisti, quando dovevano fare dei prospetti particolari e invecchiarli, usavano la ruggine e macchiavano con la spugna. Io mi ricordo da piccolo, perché andavo, diciamo, a guadagnare qualcosa facendolo in bianchino pure io, e quindi vedevo questi trucchi proprio. E ora partire da questo un muro troppo lucido come questo muro, chiaramente sempre Covid permettendo, chiaramente, perché sennò altrimenti purtroppo l'arte è ferma da più di un anno. Ci sono stati anche danni tantissimi per tantissimi musei, tantissime mostre e tantissime esposizioni. Ecco, andate anche alla Biennale di Salerno, che è una biennale molto importante, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, una delle più importanti sicuramente d'Italia, e anche lì una vostra mostra, dei vostri quadri saranno esposti chiaramente. Infatti ogni 2 anni, eccetera, quando ci tiene tanto che io partecipi a questa biennale. Partecipare insieme a questa mostra, è importante, è interessante, molto importante. E tra l'altro sarete anche a Stresa, sempre con quell'evento che è molto bello, molto bella, sì, esatto, di Bergamo, e poi verrà ripetuto. Ci sono paesi in Italia dove effettivamente l'arte marcia, e ti dirò, quello che purtroppo ci ha fermato e bloccato in questo periodo è stato questa pandemia. Speriamo chiaramente il futuro. E tra l'altro una cosa molto importante, voi fate questa cosa anche per dimenticare un po' il Covid, cioè nel senso che comunque... No, ma questo, vedi, ci distrae da quelle che è questo terribile male. Cioè, a dire, noi per ora spaziamo nel nostro intimo attraverso le tele e i colori. Almeno io sono impegnato in questo e non penso sono costretto, sono in casa. Sono in casa e quindi... Tante volte sono costretto, però almeno il tempo passa meglio. Meglio, senza pensare... Certo, andate in Cina, andate in Russia, andate anche in Canada, e la cosa più bella, diciamo, che porterete la sicilianità, cioè questo è quello di cui stiamo parlando tutta questa sera, cioè voi porterete la sicilianità nel mondo, questi valori, queste tradizioni, voglio dire. La Sicilia nel mondo, hai detto niente, sai, è importantissima.
La Sicilia è una delle più grandi nazioni del mondo, secondo me, perché comunque è il paradiso, riassume in sé tutti i popoli, tutte le culture. Infatti è al centro della terra. È al centro, l'ombelico del mondo. Del mondo, diciamo. Possiamo dire. Cioè, la Sicilia, a parte il fatto che è immersa dentro nel mare più bello del mondo, che è il Mediterraneo. Certo. Poi il clima della Sicilia è odiato da tutti, infatti sono meglio e comunque la cosa bella è perché ci conoscono spesso per cose negative all'estero, la mafia, invece ci conosceranno grazie a voi. Si sono inventate le cose negative e si fissano sulle cose negative solo per invidia, certo. Perché siccome noi siamo un popolo privilegiato, certo. E allora gli altri cercano di distruggere, certo. Di mortificare questo popolo andando a colpire. Certi difetti ce l'abbiamo tutti. Le lezioni belle, le cose belle le porterete appunto nel mondo, sì. Questa è una cosa che ci inorgoglisce e ci rende molto felici. Dati positivi in ogni assolutamente, caso, perché non serve a nessuno. Guarda, abbiamo il migliore mangiare del mondo, il che se ne dica. Bravo. Abbiamo i posti più belli del mondo, certo. Abbiamo degli angoli, purtroppo non è valorizzata. È chiaro. Dovrebbe essere valorizzato di più. Chiaramente questo è un problema atavico che ci assegniamo da tempo. Diciamo partirete per questo tour, chiaramente quando sarà possibile. Parlavamo prima delle tecniche, no? Le tecniche dei quadri, e diciamo la prospettiva, ecco, la prospettiva dei suoi quadri com'è? Ma io poco fa accennavo che la prospettiva per me, io credo più che nella prospettiva, credo nelle prospettive. Non mi piace la prospettiva unica che ha un solo punto di fuga, ma ogni oggetto ha un suo punto di fuga, ha una sua prospettiva diversa. Da questo punto di vista noi praticamente quando osserviamo, il nostro occhio osserva un punto, chiaramente vede solo, ma noi riusciamo a vedere anche, non dico a 360 gradi, ma a 180 gradi, e chiaramente a quel punto le prospettive sono tante, non è una sola. Ecco, questo è quello che io... Che poi rappresenta l'Europa. E invece la prospettiva per lei cos'è? Ma vedi, la prospettiva è importante per tanti motivi, no? Cioè dire, perché per dare equilibrio intanto all'opera, è importantissimo per questo. E quindi la prospettiva viene usata sia nel paesaggio, per l'armonia degli oggetti che formano la composizione, e sia nei colori, e sempre per quell'armonia che bisogna dare a tutto l'assieme. Quindi occorre la prospettiva geometrica per quanto riguarda quello che è il disegno e la prospettiva coloristica per quanto riguarda i colori. Certo. Così, mettendo assieme tutto, viene fuori un'opera completa, diciamo, e ben fatta. Chiaro. Pubblicità. Il ponte sullo stretto esiste già da 50 anni ed è rappresentato dall'efficienza, dai servizi e dall'abnegazione della Caronte Tourist. Con la sua flotta, sin dal 1965, è punto di riferimento per tutti i viaggiatori e pendolari. Con il mutare della società, l'azienda è cambiata, si è evoluta ed è cresciuta, fornendo prestazioni sempre più efficienti e adeguate. Con le navi CarTour è stato creato anche un ponte nel Mediterraneo. Da sempre Caronte Tourist cerca di venire incontro alle esigenze dei passeggeri, cercando di migliorare la loro qualità di vita. Caronte Tourist, da 50 anni sullo stretto. Motostore di Nino Del Rigo, la concessionaria Honda in via Maddalena 118, è orgogliosa di presentare nuovi SH 125 e 150. Nuova estetica con linea ancora più elegante, nuove dotazioni di serie con quadro comandi interamente digitale, capienza record nei vari sottosella e bauletto elettrico da 37 litri. Ovviamente start and stop e ABS. Da Motostore SH 125 150 con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi. Vieni a provarli in demo da Motostore, dove si lavora con il sorriso. Per il tuo benessere visivo, Ottica Design. Qui da noi troverai stile, creatività e innovazione. Vieni a provare i nuovi occhiali che ti permettono di essere sempre connesso e al passo con la moda.
tutto. Ottica Design, via Risorgimento 73, Messina. Il pane secondo tradizione, la migliore pasticceria panaria, i sapori della Sicilia. Mastro fornaio Francesco Arena. La tradizione non si improvvisa. Nel cuore di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 137. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Vuoi vestirti alla moda? Con le migliori griffe del Made in Italy, senza spendere molto? Ora c'è White Wolf, il negozio che fa per te nel centro di Messina. Ampio assortimento per giovani e adulti, dove l'eleganza e l'originalità sono sempre protagoniste. Giacche, pantaloni, camicie, maglioni, jeans e maglie Fusaro, Notting Hill, Pizzon, Ponto Milano e molti altri noti marchi. Con arrivi di nuove collezioni settimanalmente. Troverai anche eccellenti accessori, cinture, sciarpe, gilet e cappelli. Qui scoprirai delle confezioni con cravatta, gemelli e fazzoletto di diverse tinte e ricami per un dono che non si dimentica. Vestiti con gusto e destro. Vienici a trovare. Casa Musicale San Filippo. Dal 1921 il piacere di vivere la musica. Consultate il nostro nuovo sito web per il piacere di trovarvi nella meravigliosa realtà dell'arte dei suoni. Potrete godere di un delizioso incontro con l'estesa varietà di strumenti musicali. Chi vuole suonare bene ed avere assistenza tecnica anche post vendita si affida alla Casa Musicale San Filippo, detta che dispone di un servizio tecnico specializzato per ogni settore. Vendita al banco ed online, con possibilità di rateizzazione a tasso agevolato. Si può effettuare l'acquisto senza che ci si muova da casa. Servizio ad hoc per le esigenze degli istituti scolastici, enti pubblici e privati. Casa Musicale San Filippo. Tutto per la musica. Musica per tutti. Allora, maestro Saloni, abbiamo parlato di prospettiva, abbiamo parlato di tante tecniche e abbiamo parlato anche, diciamo, di tante mostre che lei ha fatto e ha avuto anche tantissimi riconoscimenti molto importanti. Parliamo di questa mostra all'Expo invece, questa qua, che esperienza è stata questa all'Expo? L'Expo è stata molto bella, anche perché là siamo stati ospiti della regione siciliana e la regione siciliana ha organizzato un bellissimo evento che poi purtroppo non è stato molto pubblicizzato e ha coinvolto tutti i paesi del Mediterraneo. C'era il cibo del Mediterraneo, gli artisti del Mediterraneo, di Tripoli, Libia, tutti questi. E questa è stata una cosa molto bella, che purtroppo poi, secondo me, avremmo dovuto portarla avanti insieme questa cosa, perché è un'iniziativa molto bella. Però chiaramente in questi tempi nessuno ha interesse a incoraggiare queste iniziative, anche se devo dire che una delle realtà più straordinarie del mondo è nel Mediterraneo, è ad Abu Dhabi. Dove dovete andare voi? Nei paesi del Mediterraneo. Sì, non è un caso. Maestro Chinnici, tra le altre cose dico, farete questo tour molto bello, molto importante, però siete impegnati anche in battaglie sociali, sia lei che Saloni. Per esempio lei si è impegnato per le mascherine in un tempo importante dove mancavano, tra l'altro nella prima parte, diciamo, della pandemia c'era una carenza di queste mascherine e grazie a lei e grazie all'organizzazione sono arrivate dalla Cina tantissime mascherine. Grazie al comune di Merisi, perché c'è questa vicinanza, diciamo, e la Cina è stata ben lieta di fornirci poi di mandarci 50.000 mascherine che poi abbiamo distribuito, diciamo, il comune si è interessato a distribuire agli vari enti, diciamo, pubblici. Cioè, questa è stata una cosa molto bella, molto importante. Sì.
Salonia, lei fate tante battaglie, quella di rifar nascere Villa Melania Romana, che è una battaglia storica, ma anche quella di Aci Trezza. Ce la può spiegare qual è questa battaglia? Il Mastro d'Ascia di Aci Trezza, che era uno un tesoro straordinario, il Mastro d'Ascia. Patrimonio culturale dell'umanità, che costruiva le barche, costruisce ancora il sistema e restaura le antiche barche di legno. Era amareggiato del fatto che volevano i politici o altre persone che avevano altri interessi economici. Volevano farlo spostare da là, diciamo. Forse. Volevano distruggere le antiche barche di legno che fanno parte del patrimonio dell'umanità, che fanno parte di quel paesaggio, che erano dipinti da ignoti artisti, bellissime pitture. Queste cose, queste barche di legno sono un'opera d'arte. E la volevano distruggere. Noi abbiamo fatto una battaglia, perché non so come è andata a finire dopo, diciamo, però è stata una cosa molto bloccata, bella. Anche perché ad Aci Trezza ci sono tra i migliori ristoranti del mondo, uno dei pochissimi posti dove ancora si mangia il pesce fresco. È un posto molto bello, molto importante anche per la Sicilia. E fra le cose importanti per la Sicilia che lei sta facendo anche qualcosa con i pupi, giusto? Con i pupi siciliani. Sì. Cioè a dire, per ora c'è stato un periodo in cui, perché io mi piace conoscere l'arte, diciamo, in tutti i suoi meandri, in tutti i suoi angoli. Cioè a dire, secondo me un artista completo deve conoscere un po' tutte le tecniche dell'arte, poi si avvicina a quella che è più congeniale a lui, diciamo. È stato un periodo che ho dipinto molti piatti sui pupi siciliani, sulla nostra tradizione dei pupari e delle storie di Carlo Magno e di questa, diciamo, odissea che ancora oggi viene trasmessa in piccoli teatrini. Ormai ne sono rimasti pochi, qualcuno a Palermo, diciamo, sì, a Catania, eccetera, dove sono questi pupi che sono opere d'arte, tutti scolpiti, fatti a mano, con armature tutte quante a sbalzo, cesellate, e purtroppo ormai il teatrino, diciamo, di una volta sta scomparendo. Certo. E queste sono delle tradizioni che rimangono nei musei, che adesso incominciano a recuperare anche attraverso, quindi io ho fatto questi pupi, diciamo, queste lotte fra guerrieri, fra arabi, fra Carlo Magno, dove ci sono questi guerrieri tutti quanti arabi, vestiti con queste armature e questi, diciamo, incontri all'ultimo sangue in piatti molto grandi, diciamo. I pupi, che anche lei è una sua passione pure, dall'altro, i pupi, perché i suoi colori, i suoi quadri riproducono un po' quelli dei carretti dei pupi. I carretti, perché la nostra tradizione, la tradizione siciliana, è quella coloristica, è quella dei carretti e dei pupi. Anche la tradizione teatrale, il teatro siciliano, a parte il teatro di Angelo Musco, il teatro è l'opera dei pupi, che è il patrimonio dell'umanità. Quella è la nostra tradizione. Certo. La nostra tradizione è anche il linguaggio, anche la musica, il gesto e tutte queste cose qua. Il gesto di Orlando Furioso, questi gesti, Cane di Magonza, tutte... il modo di muoversi, poi sono anche l'onore cavalleresco. E porterete anche questo in questo tour, certo, queste cose bellissimo. Assolutamente. Quindi chiaramente cosa possiamo dire? Che cos'è l'arte per voi, in effetti? Che cos'è l'arte? È una bella domanda alla quale io non so dare una risposta. Ma per me l'arte sì, diventa una parola molto complessa, però secondo me l'arte è tutto quello che ti dà emozione. Tu senti una musica particolare, per esempio io la prima volta che ho ascoltato quella musica della Vita è bella, guarda, mi sono fermato, era cantata da quella cantante israeliana, come si chiama, non mi ricordo il nome. Io mi sono fermato e mi è venuta la pelle d'oca. Chi riesce a mettere sullo spartito queste note è veramente un grande artista. Anche chi fa, guarda Morricone, insomma, sono gente che solo Dio
ha voluto premiare, e sono pochi quelli che riescono a farti sentire veramente delle vibrazioni interne. E devo dire che chi fa dei quadri come i vostri dà delle bellissime emozioni, io l'ho vista tantissime volte, sia i suoi quadri sia quelli del maestro Salogna, e è anche un effetto particolare. Tu di fronte a un'opera di Michelangelo, ecco, piglia una scultura di Michelangelo, che allora si facevano al gomodo, olio di gomodo, certo. Cioè dire per dare quei lucidi, era paglia. Oggi abbiamo un sacco di macchinari, abbiamo tutte quante queste trapane a percussione, certo. Per cui abbiamo i pantografi, per cui fare una statua diventa una cosa focomile, certo. Non fa niente. Certo. Ma una volta da un blocco tirar fuori una figura, già a pensarci gli viene la tremarella, ecco. Bene, è una puntata molto interessante, molto bella, parlare di arte è una cosa sempre molto entusiasmante. Vedi, io quando parlo d'arte vado nell'aldilà, però devo essere io. Certo. E sai, quando mi viene imposto di dire una cosa, vabbè, eccetera, io sai con quanto è litigato fuori. Lo so, vabbè. Comunque vi apprezzo moltissimo perché siete veramente degli artisti molto bravi, conosciuti in tutto il mondo, soprattutto sono convinto che con questo tour porterete avanti le tradizioni siciliane e saranno conosciute in maniera adeguata in tutto il resto del mondo, e mi auguro chiaramente che riprenda anche l'arte passata questa pandemia, che è stata veramente una cosa molto difficile da sopportare per tutti, soprattutto per gli artisti che hanno avuto chiaramente problemi per esporre, e speriamo che tutto ricominci come prima. Ringrazio il maestro Salogna, ringrazio il maestro Chinnici, è stata una bella occasione. Una bella occasione per vederci, e sono sicuro che ci rivedremo anche altre volte e che porterete sempre alto il nome della Sicilia. Grazie ancora. Io vi ringrazio e sono stato ben lieto di aver partecipato assieme al collega Salogna. Grazie. Adesso siamo con l'assessore ai beni culturali Carmelo Alcoraci, che ci parlerà di un progetto del quale abbiamo già accennato con i due maestri molto bravi, il maestro Salogna e il maestro Chinnici, e che lei ci spiegherà nel dettaglio. Un progetto che è nato da Meri, che è diventata la capitale dell'arte, è stata conosciuta in tutto il mondo, articoli in giornali importantissimi anche cinesi, anche di altre parti del mondo, e dove praticamente si è parlato di questo progetto che è molto importante, e ci spieghi un po' come è nato e come si è sviluppato. Capitale dell'arte, diciamo che è una parola un po' troppo grossa per un comune così piccolo come Meri. Questo connubio nasce dal 2017 con il maestro Chinnici, perché siamo stati ben lieti di, visto che era un nostro compaesano, di dare le chiavi della città e di dedicare una sala nella Pinacoteca, quindi nel Museo Antiquarium di Contrada San Giuseppe, che noi abbiamo a Meri. Dopodiché è stata fatta un'altra manifestazione molto bella, che è stata l'estemporanea di arte, dove lui è stato il simbolo di questa mostra. E da tutto questo io pensavo sempre a delle idee per utilizzare l'arte e far rinascere un pochino e rigenerare a livello urbano anche il paese. Infatti abbiamo fatto, se vi ricordate bene, le pensilline artistiche con le fotografie dei quadri del maestro Chinnici. Dopodiché che succede? Che mi viene quest'idea di rigenerare attraverso pure il vice sindaco del comune di Meri, che è assessore all'urbanistica. Ho pensato di fare delle cose che potessero, diciamo, rendere più bella e decorosa la città. Quindi mi è venuta quest'idea delle mattonelle, prima nella piazza principale. Mattonelle che riproducono appunto le opere di 60 artisti internazionali, che verranno poi collocate all'interno. Alcune verranno collocate nella piazza, le altre verranno collocate in tutte le vie del paese, dove ogni artista sarà il testimonial della via stessa. Quindi è stato bello. Quindi in questo modo si renderà immortale anche l'arte, immortale l'opera, le artiste e pure la strada stessa, quindi diventerà una cosa molto, molto bella, anche perché questo progetto è stato è piaciuto in tutti i posti del mondo. Gli artisti in giro per il mondo gli è piaciuto tanto, così che soprattutto in Cina, con la quale abbiamo avuto un momento anche di solidarietà, perché la pandemia ci ha chiuso da un certo punto di vista, l'arte ha aperto i confini da un altro punto di vista. Questa apertura dei confini con la Cina, poco fa ne avete parlato pure con il maestro Chinnici, per quanto riguarda le mascherine, da questa sorta di solidarietà fra i popoli, perché quest'unione di popoli ha portato una sorta di solidarietà, e i cinesi hanno donato al comune di Meri
50.000 mascherine che sono state, diciamo, distribuite in tutti gli enti. Questo progetto è stato anche poi voluto, anche questo qua delle vie, no? Delle mattonelle, è stato anche voluto dalla Regione Sicilia, che ha fatto il patrocinio. Sì, questo progetto, infatti ringraziamo pure l'assessorato regionale dei beni culturali perché ha patrocinato il progetto, perché è stato, diciamo, un segno, diciamo, di rinnovamento e di rinnovamento attraverso l'arte, è un segno, diciamo, di unione dei popoli che in un momento attraverso l'arte si sono riuniti e hanno fatto questa cosa bellissima, veramente originale, molto originale, che appunto verrà replicata in Cina, in diverse città cinesi. Verrà replicata a Kiev, probabilmente verrà replicata anche a Dubai, a Abu Dhabi e forse anche a Toronto. Riusciamo a fare una replica a Toronto. Insomma, parte questa idea, infatti poco fa dicevo capitale dell'arte, non tanto capitale dell'arte, però diciamo che è un paese, uno dei più piccoli paesi d'Italia, perché è uno dei più piccoli a livello di estensione, diventa conosciuto in tutto il mondo. E quindi è una cosa bella, e questa cosa di tutti questi artisti che assieme si spostano da Meri e si cominciano a spostare in Cina, in Ucraina, si cominciano a spostare in altre città dove verrà replicata, diciamo, il progetto verrà replicato, è una cosa bella che fa sentire quello che può essere, diciamo, l'unione dei popoli. Perché in questo progetto ci sono artisti che vengono da tutte le parti del mondo, ci sono artisti che hanno diciamo, religioni diverse, di tutte le... Quindi attraverso la bellezza, attraverso l'arte uniscono un'unione di intenti e uniamo tutto, uniamo le culture, uniamo le religioni, uniamo tutto. Complimenti per il progetto, un progetto molto bello, che è molto bello ancora di più perché parte da un comune siciliano, da un piccolo comune, e siamo orgogliosi di questo. Ci complimentiamo con voi, chiaramente con gli organizzatori, con la Regione Sicilia, per questo progetto che sicuramente, appunto, di cui sentiremo parlare. Già ne abbiamo sentito parlare abbondantemente, sono usciti centinaia di articoli, però sicuramente... Se mi permette volevo fare qualche ringraziamento, perché mi sono iscritto per evitare di dimenticare qualcuno. Quindi intanto a nome di tutta l'amministrazione, e ringrazio allo stesso tempo ringrazio il sindaco e gli amministratori, perché i miei colleghi, diciamo, dell'amministrazione sono stati subito, gli è piaciuto subito il progetto e quindi mi hanno supportato in tutto quello che doveva essere. E poi volevo ringraziare, come dicevo poco fa, l'assessore Samonaghi e l'assessore beni culturali dell'entità siciliana per il patrocinio, Craig Warwick che parteciperà al progetto e che è un simbolo, diciamo, particolare rispetto a tutto quello, perché lui ha la visione degli angeli, tutto quello che c'è dietro, che c'è stato anche è stato anche ospite da noi, ovviamente ringrazio tutti gli artisti, non li posso, diciamo, perché sono tanti, Emma Wong, che è quella che è la prima che ha creduto all'estero, che ha creduto fortemente a questo progetto. Infatti questo progetto lei l'ha voluto molto fortemente, lo ha voluto in Cina per le prime repliche, per portare tutti questi artisti e spostarli tutti quanti là. L'architetto Gorga, il responsabile della Biennale di Salerno, Silvio Bruni di Che Bolle, perché nei vernissaggi delle manifestazioni che faranno sui laghi, sui grandi laghi, il lago di Como, il lago di Garda e il lago Maggiore, diciamo che spiegherà il progetto, lo presenterà. Simonetta Salari, Il mondo in un bicchiere, che sono tutti quanti quei tour che poi andranno a fare, come dicevate, con i maestri Saloni e Chinnici, Francesco Gentile, che praticamente è il titolare della gioielleria Gentile Exclusive Jewelry di Dubai, il famoso gioiello a Dubai, molto importante, che ci sta facendo un gioiello, che sta donando un gioiello molto importante, perché è una cosa molto bella, sta donando al comune di Meri. Uliana Storizilova, perché si sta occupando di replicare, diciamo, a Kiev il progetto, di portare il progetto a Kiev. Gisella Scibona, che è una stilista che farà degli abiti proprio dedicati alle opere, che porterà a Meri prima possibile. E poi quello che ci ha regalato le mattonelle, che la mattonella di terracotta nasce, diciamo, da una mia amicizia con la Fauci, si chiama Cotto Siciliano di La Fauci Rocco, queste mattonelle dove sono replicate poi? Che loro ci hanno donato tutte queste mattonelle, dove verranno replicate le opere. Complimenti veramente per l'idea e per il progetto, speriamo che
di parlarne anche successivamente, poi verremo a fare delle riprese chiaramente quando sarà possibile farlo. Vi ringraziamo e speriamo appunto di vederci anche in futuro. L'ultimo ringraziamento a Francesco, che è stato il trade union con a Francesco Chinnici, chiaramente, che mi ha aiutato molto su questa cosa. Grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Siamo al nuovo appuntamento con il bar di chef Francesco Arena, che salutiamo. Ciao, sempre questa puntata di Cibo e Territorio, e questa volta parliamo di un prodotto che è tipico appunto della tradizione messinese, soprattutto, che è la pignolata. Qua abbiamo due esempi: la pignolata diciamo quella classica e quella solamente con il cioccolato, e raccontiamo un po' come nasce la pignolata, quali è stata l'evoluzione, e anche diciamo ora dei nuovi prodotti, perché qua vedo senza glutine, quindi c'è anche questa attenzione, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, verso le persone che hanno particolari problematiche. Sì, ultimamente gli intolleranti aumentano, quindi dobbiamo ampliare la fascia di prodotti per dare un servizio completo al cliente. La pignolata è un dolce tipico carnevalesco che nasce inizialmente come un biscotto glassato al miele e poi ricoperto con scorza di arancia o limone. Quindi come nasce la pignolata? Allora, la pignolata nasce durante la dominazione spagnola, la nostra pignolata così, perché viene richiesta da famiglie nobili una variante della vecchia pignolata, che è quella biscotto e miele, che tutt'oggi si fa nella zona dei Nebrodi. Cioè solamente biscotto e miele? Biscotto glassato con il miele e poi ricoperto con scorza d'arancio, limone, per dare un po' di sapore. E questa è una variante che ancora tutt'oggi fanno sui Nebrodi, nella zona dei Nebrodi. Poi questa invece si andò a trovare questa variante utilizzando sempre lo stesso biscotto, rendendolo un po' più friabile e glassandolo con una copertura al cioccolato o al limone. Perché è nata bianca e nera? È nata così poi? Bianco e nero perché sono i colori un po' degli spagnoli, sì. Quindi questo è un motivo storico, sì, diciamo? Sì. E questo tipo di pignolata si fa sia nel messinese che nella parte bassa della Calabria, il Reggio Calabria ha anche questa tipologia di dolce messinese, sì, diciamo. Sì. Ma loro sono i nostri dirimpettai e quindi chiaramente loro però fanno anche la variante bianca, la fanno al bergamotto. Noi con i limoni, loro la fanno con il bergamotto. E qui la pignolata è un biscotto a base di strutto, come un grasso lo strutto, arricchito con un po' di alcol, in modo che quando lo vai a friggere, e deve essere rigorosamente fritto nello strutto, perché sennò non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E man mano che frigge e va girato in questo bagno di strutto, lui gonfia e per il modo in cui si spacca, in gergo si dice così, ne determina la friabilità. Che è importante, chiaramente. È importante, perché una cosa è mangiare un pezzo di pignolata duro, certo. Una cosa è chiaramente si vede quando sciogliere in bocca. Certo. E questo è quanto. Poi una volta fatto raffreddare questo biscotto, viene glassato con una parte di glassa al limone e una parte di glassa al cioccolato, e questo è il risultato. Certo. Oggi noi abbiamo dato spazio anche alla gluten free con l'aiuto del mio amico Giuseppe Michalizzi, che sappiamo questo laboratorio, che questo laboratorio abbastanza importante a Itala, dove dà possibilità agli intolleranti e ai celiaci di poter degustare i nostri dolci tipici, che sono buoni ugualmente, sono molto buoni. E poi un prodotto abbastanza quello che voglio dire, la pignolata, dai dati che ci sono arrivati, è proprio il prodotto più esportato all'estero di Messina, quindi è anche perché è un prodotto tipicamente messinese, ma poi è veramente, diciamo, è più facile mandare una pignolata che un altro tipo di dolce. È un prodotto che dura
duro, quindi lo puoi spedire e sballottarlo, perché i nostri corrieri e sappiamo quindi un po' come si riesce ragionano, facilmente a esportarlo, si riesce a esportarlo. I numeri sono importanti. Parliamo certo. Sì. E chiaramente è uno dei simboli che può essere inserito nel brand messinese, questo qua assolutamente, come la focaccia, come la granita, perché è tipicamente appunto della nostra zona, e soprattutto siamo noi che l'abbiamo ideato, poi modificato nel tempo, chiaramente adattando alle esigenze e ai vari palati della gente, chiaramente. E tu fai sia la versione tutta bianca, tutta nera, bianca, o nera o mista. Sì, un po' accontentiamo, perché vedi, se io porto un basso di questo a casa, le mie figlie lo fanno sparire. Infatti un po' come tutti, il cioccolato è quello che più viene venduto di più. E questa variante col bergamotto è più tipica della Calabria? Sì, nel calabrese lo anche fanno la variante lì bergamotto, più anche perché ha un sapore un po' più deciso, quindi i calabresi sappiamo che hanno quei forti sapori, i sapori forti. Quindi, e tu qui in questo nuovo punto vendita, che chiaramente ricordiamo in via Tommaso Cannizzaro, dove fai tutte le tue bellibadezze, in questo periodo che chiaramente si vende la pignolata, le chiacchiere, questi dolci che sono questi sono i dolci tipici del Ma tu periodo sei stato anche, hai fatto un record con la pignolata insieme, un record mondiale, una cosa pazzesca che avete fatto con abbiamo fatto questa pignolata che era 120 kg insieme ad altri colleghi che erano Lillo Freni, Giuseppe Arena e Rosario Zappalà, e abbiamo fatto questa importante manifestazione a Faro Superiore, dove ci siamo misurati con le nostre possibilità. Hai fatto un record mondiale, non è una cosa da poco, voglio dire, un record mondiale, voglio dire una cosa. Che più che per il record è stato bellissimo, perché anche la partecipazione della gente. La gente ha partecipato, noi ci siamo ritrovati a fare una cosa bellissima, e lì l'affiatamento della squadra è stato importante. Tra l'altro stiamo parlando appunto di anche due colleghi molto preparati, molto chiaramente hanno. Siamo, e tu nei due corsi, come direbbe qualcuno, siamo una squadra fortissima. E questo appunto negli ultimi tempi la pignolata, come abbiamo detto, è molto sportata, ma è possibile fare qualche rivisitazione? Magari qualcuno ci ha pensato a fare qualcosa di nuovo tu stesso? Ma credo di no, perché per noi messinesi la pignolata è questa qua. Appunto. Basta, un po' come la focaccia. Si potrebbe cambiare qualcosa volendo, magari nella parte secondo me non va toccato. Siamo puri e non dobbiamo assolutamente. Su questo non transigo. Dimmi una cosa, certe volte però io vedo anche ci sono soprattutto nella parte bianca, ci sono dei piccoli cerchietti fatti di anche quello nel periodo più centrale del carnevale stanno a simboleggiare i coriandoli, le stelle e quelli come sono fatti? Quelli sono fatti in pasta di zucchero. E quindi ogni tanto quando c'è appunto nel periodo proprio di carnevale voi fate questa aggiunta, un po' una sorta di decorazione per richiamare il periodo. Quindi un dolce che comunque ha una storia veramente oltrecentenaria, che comunque rappresenta appunto la tipicità messinese. Poi negli ultimi tempi anche avete sofferto chiaramente come tutti quanti per quello che sono successo, il Covid, eccetera. Ecco, non si potrebbe, secondo te, questa è un'ipotesi, sto buttando giù così, organizzare una manifestazione quando tutto sarà più possibile, per anche rivivere le tradizioni messinesi, fare proprio tanti ristoratori, tanti panificatori messinesi, realizzare un evento dove si fa solo le cose tipiche messinesi, e per cercare pure di dire che il Covid è finito, che quindi si può stare dobbiamo aspettare che finisca tutto, ma però è un'idea che senz'altro è un'idea che si può portare avanti, anche perché è bello anche, come dicevi prima tu, far partecipare la gente, e sicuramente con le cose tipiche messinesi ancora meglio, perché voglio dire, si cerca di. Va bene, quindi questa puntata di Cibo e Territorio l'abbiamo terminata. Vi raccomando di assaggiare queste pignolate, chiaramente non c'è bisogno, manco lo dico io, perché appena si vedono queste si mangiano subito, come dicevi tu prima. E comunque ora parleremo poi anche delle possibilità di altri dolci tipicamente messinesi che si fanno in questo periodo appunto di carnevale, che è un periodo dove ci sono diversi dolci che insomma sono molto apprezzati dai messinesi. Alla prossima.
E adesso l'angolo del poeta con il maestro Nino Sanfilippo. Sentiamo. Grazie. In questo periodo cominciamo a rivolgerci alla festa di San Valentino. Ci rivolgiamo soprattutto ai nostalgici, perché è un periodo di nostalgia. E siccome l'amore naturalmente mi riferisco al rispetto amorevole del prossimo e verso il prossimo, noi con questa poesia vogliamo sensibilizzare ancora di più tutte le cittadine messinesi, nonché tutti i cittadini, soprattutto dai bambini alla massima età, non soltanto la gioventù, tutti quanti. E adesso passiamo a leggere la poesia di San Valentino, che io l'ho scritta in 2 lingue, in dialetto messinese e in italiano. L'ho dovuto un tantino trasformare in italiano, o meglio, tradurre in italiano, perché in dialetto non tanto la sapevano leggere, però partiamo dalla dialettale per come è stata scritta all'origine. La poesia ha per titolo Festa di San Valentino. E oggi che festa di San Valentino, vestì elegante da Don Giovannino. San Valentino mi dese l'invito e andai a conquista, pimpante e ardito. E allora viato di tutto mattina, un giro mi fece in centro Messina. Gente notai, sensibile e brava, e parse ogni cosa ben funzionava. C'era un po' scambio di sante promesse, e a grido di gioia lupo e disse: mascolo ognuno in tastoggi si senti, però non voglio che qualcuno camenti. Ah, uomini tutti, oggi vi sentite, ma vorreste l'anno cavolo siete? Non è che domani vi giumentate e passa un bell'anno, ma vi sbabbigliate. C'è buoni, non posso restare io solo a tirare lo carro come lo molo. Quindi obbligo ognuno di essere galante, nonché cavallo di lazza rampante. Dire io solo, capite che scherzo, perché su facci sogna appena lo terzo. Però se volemo cogliere frutti, da giri ne tocca, d'onesti tutti. Ora senza per chi e senza per come, lui sempre sia un gran galantomo. In modo così le femmine sanno che l'uomo è galante per tutto l'anno. A femmina a chi stu tanto ci tiene, pertanto ne vuole sempre più bene. Or sbocci un mondo di serenità e allora il riflesso felicità. Or tu, bel figliolo, singolo mai, da bella t'aspetta, a giocola vai, dici che l'ami, magari sei tu, e gli da t'imbraccia, non te lascia più. Poi sempre agisci con serietà e con valido esempio di onestà, mentre te dugno, per sicuro piccetto, gli da te stringi o suo cuore o suo petto. Sempre più bella la vita di coppia e gioia ogni giorno quindi mi scoppia. Succeda perciò, per come si dice, di vivere a lungo e tanto felice. Ed ora tu donna, per essere amata, pur tu datti una regolata, e cerca ogni giorno di essere capace di curare l'amore, di curare la pace. Consiglio d'avere la santa pazienza, non solo puntare in ta provvidenza. Dopo un segreto per mia coscienza, pur usa l'ugno, l'intelligenza. San Valentino ne invita ad amare, e noi no, non l'avemo a scordare. Serene per stare in ogni momento, in pace, in salute, in divertimento. L'amore di coppia è un dono per due, l'uomo ne diamo l'esempio noi. Poi cucina croce, sera e mattina, ne benedica la mano divina.
La Sicilia non è un'isola. Le navi di Caronte e Tourist sono un ponte tra le due sponde dello Stretto di Messina e non solo. La società adesso è in grado di farvi navigare anche verso tutte le isole minori siciliane con l'efficienza e la professionalità che la contraddistinguono da decenni. In questi anni il gruppo imprenditoriale ha ampliato e diversificato l'attività, espandendola al cabotaggio attraverso le autostrade del mare. Il gruppo ha una flotta tra le più efficienti d'Europa e può contare sulla passione di uomini e donne che credono nel valore del loro impegno. Ogni viaggio con Caronte Tourist lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo fai e quando lo ricordi. Motostore di Nino Del Rigo, la concessionaria Honda in via Maddalena 118, è orgogliosa di presentare nuovi SH 125 e 150. Nuova estetica con linea ancora più elegante, nuove dotazioni di serie con quadro comandi interamente digitale, capienza record nei vari sottosella e bauletto elettrico da 37 litri. Ovviamente start and stop e ABS. Da Motostore SH 125 150 con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi. Vieni a provarli in demo da Motostore, dove si lavora con il sorriso. Per il tuo benessere visivo, Ottica Design. Qui da noi troverai stile, creatività e innovazione. Vieni a provare i nuovi occhiali che ti permettono di essere sempre connesso e al passo con la moda. Pronto? Ottica Design, via Risorgimento 73, Messina. Pane secondo tradizione, la migliore pasticceria panaria, i sapori della Sicilia. Mastro fornaio Francesco Arena. La tradizione non si improvvisa. Nel cuore di Messina, in via Tommaso Cannizzaro 137. Da sempre è il luogo in cui ci rifugiamo, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, ma anche uno spazio per stare insieme ai nostri bambini. Da generazioni e con la stessa cura artigianale, Procopio Flex realizza materassi pensati per assecondare ogni abitudine personale e familiare, utilizzando materie prime scelte in modo rigoroso per garantire sempre il massimo della qualità. Sistemi letto con reti motorizzate, abbinabili a materassi anallergici, ortopedici, ignifughi e antidecubito. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita e prova il comfort e l'eleganza dei materassi Procopio Flex. Vuoi vestirti alla moda? Con le migliori griff del Made in Italy, senza spendere molto? Ora c'è White Wolf, il negozio che fa per te nel centro di Messina. Ampio assortimento per giovani e adulti, dove l'eleganza e l'originalità sono sempre protagoniste. Giacche, pantaloni, camicie, maglioni, jeans e maglie Fusaro, Notting Hill, Pizzon, Ponto Milano e molti altri noti marchi. Con arrivi di nuove collezioni settimanalmente. Troverai anche eccellenti accessori, cinture, sciarpe, gilet e cappelli. Qui scoprirai delle confezioni con cravatta, gemelli e fazzoletto di diverse tinte e ricami per un dono che non si dimentica. Vestiti con gusto e destro. Vienici a trovare. Casa Musicale San Filippo. Dal 1921 il piacere di vivere la musica. Consultate il nostro nuovo sito web per il piacere di trovarvi nella meravigliosa realtà dell'arte dei suoni. Potrete godere di un delizioso incontro con l'estesa varietà di strumenti musicali. Chi vuole suonare bene ed avere assistenza tecnica anche post vendita si affida alla Casa Musicale San Filippo, detta che dispone di un servizio tecnico specializzato per ogni settore. Vendita al banco ed online, con possibilità di rateizzazione a tasso agevolato. Si può effettuare l'acquisto senza che ci si muova da casa. Servizio ad hoc per le esigenze degli istituti scolastici, enti pubblici e privati. Casa Musicale San Filippo. Tutto per la musica. Musica per tutti.
Bene, finisce anche questa 13ª puntata di Giro di Boa. Oggi ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, il maestro Chinnici, il maestro Salonia e anche l'assessore del comune di Merì. Ricordiamo la nostra pagina Facebook Giro di Boa, ricordiamo anche la nostra email girodiboatv@gmail.com. Ringraziamo lo staff tecnico, Daniele Brandi e Alberto Longhitano. Alla prossima.